hanno eseguito il test Mantoux anche queste 4 persone oggi. Io mi auguro che siano tutte negative e che si chiuda lì. Focolaio di tubercolosi a Motta di Livenza, sottoposti oggi al test di Mantoux anche i 4 componenti del seggio elettorale di cui faceva parte lo scorso anno la maestra da cui è partita il contagio. La retrodatazione, che però ad oggi è ipotetica, no, della possibile infettività, diciamo, a tutto l'anno 2018, ha comportato la decisione di chiamare 4 persone che hanno fatto parte della commissione di seggio, con la paziente Caro Indice, che era presidente del seggio, il seggio elettorale del, se non ricordo male, 9-10 giugno 2018, quando fu fatta la tornata elettorale anche per le elezioni comunali di Motta di Livenza. In giornata eseguiti anche 100 test su ragazzini delle medie che lo scorso anno hanno frequentato la scuola elementare al centro del caso. La lettura dei risultati è fissata per venerdì. Domani nella scuola sarà attivato dall'ULSS dalle 8 alle 9 del mattino uno sportello informativo per le famiglie che si aggiungerà al servizio telefonico pomeridiano. Abbiamo voluto attivare questo sportello informativo mattutino proprio per favorire quella chiacchierata un po' più tranquilla rispetto a quanto si può fare per telefono tra una mamma, un papà, giustamente preoccupata per una situazione che effettivamente è complessa, e i nostri operatori. Anticipato infine alle 8:30 sabato mattina a Motta l'incontro promosso dall'ULSS alla presenza della massima autorità italiana sul tema, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Anche a lui famiglie e operatori potranno esprimere dubbi, domande e richieste di rassicurazione in un momento così delicato.